Vivace botta e risposta tra il deputato regionale agrigentino di 5 Stelle, onorevole Giovanni Di Caro, e l'assessore alle infrastrutture Falcone, relativamente al tavolo che il viceministro Cancelleri ha tenuto qualche giorno fa nei locali della prefettura alla presenza dei sindaci, del cartello sociale, di Don Mario Sorce e dei sindacati. Con particolare insistenza stanno spingendo l'ANAS a realizzare le opere incompiute che da anni ci sono nella nostra provincia. Inaccettabile e vergognoso sono i primi due aggettivi che mi vengono in mente, afferma Di Caro, per qualificare il comportamento del governo Musumeci, ingiustificatamente assente a un incontro col prefetto e col viceministro Cancelleri, con i sindaci della provincia per fare il punto sulle criticità della viabilità di Agrigento. Musumeci ha pensato bene, continua Di Caro, di non mandare nemmeno un usciere a rappresentare la regione, e questo appena qualche giorno dopo l'imperdonabile assenza all'inaugurazione del viadotto Emera. Qualcuno dica a Musumeci, visto che sembra non capirlo, che mettersi di traverso sempre e comunque non è un danno per il governo Conte, ma per tutti i siciliani che sta rappresentando nel peggiore dei modi possibili. All'onorevole De Caro replica l'assessore Falcone affermando come basta con i tavoli infruttuosi al sapore di passerella. Per la Sicilia e i siciliani non c'è bisogno di riunioni o incontri dove si analizzano i problemi senza dare soluzioni adeguate. Agrigento, continua l'assessore Falcone, ha due grossi problemi irrisolti, l'Agrigento-Palermo e l'Agrigento-Caltanissetta. Abbiamo chiesto ad ANAS da oltre un anno di rescindere con la CMC. Sul viadotto Acragas chiuso al traffico da oltre 2 anni e mezzo, il governo Musumeci è intervenuto con ben 11 milioni su un totale di 29 necessari per la riapertura. Purtroppo a oggi il soggetto attuatore ha speso solo i pochi spiccioli. Per quanto riguarda invece le strade provinciali, la Regione ha assegnato 30 milioni di euro al libero consorzio di Agrigento e molti interventi sono già in itinere. Il governo Musumeci, afferma Falcone, sostituendosi ad altre enti alcune settimane fa, ha anche finanziato con oltre 5 milioni la progettazione della strategica arteria Mare Monti. Intanto il viceministro Cancelleri annuncia importanti progetti per le infrastrutture da realizzare in Sicilia, anche in vista delle ingenti risorse che arriveranno dall'Europa. Il governo sulla Palermo-Agrigento, sulla Caltanissetta-Agrigento non intende più aspettare o indugiare. Abbiamo per il tramite di ANAS fatto avere all'azienda una proposta in termini di perizie di variante. Se verrà accettata bene, altrimenti passeremo alla rescissione del contratto e all'affidamento ad altra azienda, perché adesso con il DL Semplificazioni possiamo anche velocemente far ripartire lavori con qualcuno che più seriamente vuole affrontare e soprattutto definire queste opere. Sulla Nord-Sud siamo a buon punto. Io credo che entro la fine del 2021 dovremmo completare tutti i lotti che ci sono fra Mistretta e Nicosia. Entro invece la fine di quest'anno avremo un tavolo insieme con i sindaci con i quali io voglio prendere la decisione sul tipo di tracciato e di percorso che ci saranno invece nei lotti C, cioè quelli che da Nicosia vanno fino alla A19, cioè il completamento definitivo della Nord-Sud. Quindi due appuntamenti importanti, uno a ottobre-novembre di quest'anno per la definizione del nuovo percorso, ed entro il 2021 invece la definizione di quelli che sono in questo momento le opere in cantiere fra Mistretta e Nicosia.